Una corsa elettorale, quella di Portogruaro, commissariata dopo la caduta a marzo 2023 dell'ex giunta Favero, piuttosto vivace, con 16 liste in totale a sostegno di 4 candidati, che vedrà sfidarsi ora al ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno il candidato di centrodestra Luigi Toffolo con il 39,50% delle preferenze e l'ex sindaco Antonio Bertoncello per il centro-sinistra, che ha ottenuto invece il 32%. Sara Moretto, centro civiche, invece ha ottenuto il 23,38%, mentre Alida Manzato, civica, si è fermata al 5,11%. Questi saranno giorni decisivi per eventuali alleanze. Valuteremo per l'eventuale apparentamento due cose. Una, prima è il fatto che l'apparentamento verrà deciso da tutta la coalizione e quindi valuteremo insieme collegialmente questa decisione. Secondo, all'interno della coalizione di Sara Moretto ci sono persone che hanno mandato a casa il sindaco Favero ingiustamente, senza una particolare motivazione, e quindi questo per noi sarà un problema. Noi adesso abbiamo i dati dei candidati sindaci, dobbiamo leggere i dati delle liste e vedere come muoverci nel ballottaggio. È troppo presto per dirlo, insomma. Sfida interessante anche quella di Spinea, l'altro comune del veneziano commissariato nel 2023 per dissidi interni alla maggioranza e il più popoloso. Gli elettori dovranno scegliere tra il candidato di centrosinistra Franco Bevilacqua in testa con il 46,9% e l'ex sindaco di centrodestra Claudio Tessari, che ha ottenuto il 30%. 23% per l'ex sindaca Martina Vesnaver, che ha corso con una propria lista e sostenuta da Forza Italia Democrazia Cristiana. Noi crediamo di avere una squadra, un gruppo molto affiatato e quindi di presentarci in leggero vantaggio, ma questo leggero vantaggio lo dobbiamo tenere ben stretto. Da oggi si ragiona insieme con la compagine di Martina Vesnaver, ma soprattutto con gli elettori che hanno dato il consenso a Martina Vesnaver, per cercare di riunire il centrodestra attorno a un unico obiettivo, che è quello di tornare a governare questa nostra città.